Mister, Padova-Modena è una partita che sulla carta ha tutto il valore di un big match, lo è anche per voi in questo momento in cui avete bisogno di dare ulteriori segnali dopo le 2 vittorie. Sì, sono al di là che sia il Modena, ormai abbiamo visto, sono tutte gare importanti, non c'è sempre un grande equilibrio, quindi dobbiamo andare a interpretarlo nel modo giusto. Il Modena è una delle migliori difese perché è molto, molto compatta, si difendono molto bene, però noi, al di là di quello, dobbiamo cercare di dare continuità ai segnali che abbiamo riproposto almeno nelle ultime 2 settimane sotto l'aspetto sia del gioco che dell'aspetto dell'atteggiamento, che è la cosa a cui ci teniamo e stiamo lavorando, insomma, per ogni allenamento e ogni gara cercare di migliorare tutte queste situazioni. Modena che tra l'altro non ha proprio un periodo positivo un po' dall'inizio dell'anno, che alterna alti, pochi, a bassi e forse qualcuno in più, però forse per questo anche è un avversario ancora più pericoloso, magari bisogno di punti, viene all'Euganeo per far bella figura, no? Sì, abbiamo tutti bisogno di punti, non solo il Modena, ma il discorso è che comunque ha perso qualche gara, però ne ha fatte altre dove ha ottenuto dei buoni risultati anche con squadre che sulla carta teoricamente dovrebbero essere davanti, quindi dobbiamo cercare di fare la nostra partita con molta attenzione, con molta concentrazione, perché sicuramente bisogna avere un po' di pazienza, non sarà una gara semplice sotto questo aspetto, perché ripeto è una squadra che si difende bene, molto compatta e ti lascia pochi spazi, quindi questo lo sappiamo, però dobbiamo essere bravi soprattutto nelle situazioni, nel muovere la palla velocemente per cercare di creargli qualche difficoltà. Padova come sta? È una domanda un po' di rito in questo giorno della settimana, però insomma si tirano le fila, poi c'è anche la situazione di De Risio, Filippe non ancora proprio definitiva, c'è Vitiello che si allena con voi, com'è? Ma per quanto riguarda il discorso dei convocati, è finito adesso l'allenamento, non convochiamo Neto, non convochiamo Felipe, chiaramente non è convocato De Risio, gli altri tutti chiaramente tranne Vitiello che si è aggregato in questi giorni e sta lavorando, insomma stiamo valutando un po' la sua situazione in condizione, gli altri sono tutti disponibili. Come l'ha trovato Vitiello? Insomma, vi conoscete, l'ha già allenato? Sì, l'ho avuto l'anno a Catanzaro, sicuramente è un ragazzo eccezionale sotto tutti gli aspetti, è normale che però sia giusto che la società insomma verifichiamo le sue condizioni sotto altri punti di vista, so che ci può dare una mano, però in questo momento dobbiamo verificare questo tipo di circostanze. Neto non lo convochi per una questione di forma dopo il mese di stop o perché in questi giorni è stata ancora un po' incerta la situazione del ginocchio? No, ma al di là della condizione di forma non è disponibile per giocare domani, quindi è inutile oggi. C'è ancora un po' presto? Sì, ha ripreso oggi, c'è da ieri che si allena con la squadra, però non sta ancora benissimo, quindi è inutile portarlo in panchina, magari farà un lavoro differenziato, è inutile portarlo in panchina perché non è disponibile per giocare. Vediamo se arriviamo a martedì e arriva in una condizione, ma non tanto di forma, che il ginocchio non gli si rigonfia e può fare almeno uno spezzone, quella sarebbe una gara importante anche per dargli qualche minuto, però ripeto, dobbiamo verificare fino all'ultimo che il giocatore stia bene, insomma non dobbiamo andare a forzare il recupero in questo momento. Un po' per necessità dovrebbe rivedersi allora la squadra che a Sant'Arcangelo aveva fatto anche molto bene nel primo tempo. Sì, recuperiamo Nicola, Madonna, la squadra ha fatto bene, a Sant'Arcangelo aveva fatto bene anche la settimana prima, adesso farò le ultime valutazioni, però al momento non credo che ci discosteremo più di tanto dagli 11 che hanno giocato tra Reggio e Sant'Arcangelo.
Pensi che con un risultato positivo si possa dire di essere usciti definitivamente, di aver dimenticato un po' di intoppi in questo inizio di campionato, oppure no? Ma no, cioè, mancano ancora tante partite, sinceramente. È normale che ci teniamo a fare bene, a dare continuità, come un po' tutte le squadre cercano la continuità. Noi in questo momento veniamo da 2 vittorie, dobbiamo sicuramente cercare di continuare in questa striscia, ma non è 3 partite o 4 o 5, insomma noi l'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro nella testa, dobbiamo continuare a rimanere il più possibile, insomma, vicino a questo gruppo e continuare così. Non è che se per 3 partite vai fuori da una situazione che, ripeto, non era ottimale ma non era neanche così drastica secondo me, quindi dobbiamo cercare veramente domani di fare la gara giusta sotto sicuramente la prima cosa a livello del gioco, a livello dell'interpretazione. Sarebbe anche importante arrivare con il morale alto poi alle prossime 5 partite, 6 con quella di Coppa, sono tutte contro le primissime praticamente della classifica. Sinceramente io non guardo l'avversario successivo, quello dopo, non mi interessa. Adesso ci siamo concentrati sul Modena e siamo altamente concentrati sul Modena. Poi da sabato sera inizieremo a pensare alla gara di Coppa. Non faccio calcoli su chi andremo ad affrontare, insomma noi rispettiamo tutti e dobbiamo rispettare tutti, dall'ultima in questo momento alla prima in classifica, però sinceramente io non ho paura di andare a affrontare una o l'altra, quindi dobbiamo lavorare in ottica di una gara, il resto mi interessa poco oggi.